Probabilmente solo gli addetti ai lavori sanno che il problema del dimensionamento e quindi del successivo accorpamento nasce proprio con l'autonomia scolastica. Alla fine degli anni 90 all'interno di un processo di riforma della pubblica amministrazione che prevede che molte funzioni vengono spostate dalle sedi centrali a quelle locali, più vicine quindi ai cittadini che usufruiranno dei servizi. Perché le istituzioni possano essere ritenute autonome con la legge attuale è prevista una popolazione scolastica stabile nel quinquennio di circa 600 alunni. Con l'attuale legge di bilancio questo limite, questa soglia è stata portata a 900. Già la soglia attuale, quindi 600 alunni, ha portato negli ultimi anni all'accorpamento di più istituzioni scolastiche, alcune storiche ed alcune che rappresentavano proprio un riferimento per le comunità territoriali. E questo sicuramente non è stato un vantaggio per la scuola, ma soprattutto è stato contrario a quello che è lo spirito dell'autonomia scolastica stessa. Portare a 900, cioè quei 300 alunni in più rappresentano il 50% dei 600. Questo comporterà inevitabilmente la fusione di più istituti scolastici, quindi l'aggregazione, che si riflette in un'enormità di adempimenti, ma soprattutto, a mio avviso, fa perdere quello che è lo spirito stesso della scuola e lo spirito dell'autonomia, che è proprio quello della relazione e di progettare un'offerta formativa che sia effettivamente legata al bisogno della scuola. Offerta formativa che viene portata avanti dalla comunità educante, che è formata dai docenti, dagli alunni, dalle famiglie, che per noi, per la scuola, non possono essere numeri. La scuola non è un'azienda che apre filiali, non è la posta, non è la banca, è una cosa completamente diversa. E io mi chiedo se già ora siamo in difficoltà con i numeri attuali. Fra l'altro c'è anche da aggiungere che l'aumento della denatalità fa sì che in questo momento i numeri delle scuole siano abbastanza risicate. Quindi io mi aspetto che nell'arco di pochi anni ci sarà l'accorpamento di tante scuole e si finirà per avere una gestione che sarà semplicemente burocratica, perché io mi chiedo come si possa formare una comunità che debba seguire gli alunni e le famiglie quando le persone tra di loro non solo non si conoscono, a mio avviso neanche si riconoscono perché si vedono in pochissime occasioni. Tutto questo per chi? Cui prodest? Secondo me non c'è neanche una vera e propria finalità perché alla fine non si avrà sicuramente un vantaggio per gli alunni, anzi si avrà una scuola, potremmo dire, impersonale dove gli alunni non vengono seguiti e a mio avviso questo è il danno maggiore perché io credo molto per il lavoro che faccio ovviamente nella mission della scuola e quindi nel suo ruolo fondamentale che è attribuito proprio dalla Costituzione, non solo di formazione della persona umana, ma anche e soprattutto nella possibilità di dare il proprio contributo alla crescita economica, sociale e culturale del Paese. Se questo valga a risparmiare qualche stipendio in più, non lo so se è auspicabile.